successe alcune cose e stiamo ovviamente dando anche dei correttivi. Una cosa importante che tra l'altro abbiamo condiviso, perché le cure non si sono solamente state qua, ma poi in tanti altri punti del Veneto, è che gli anziani arrivano molto presto rispetto all'appuntamento che hanno e questo determina intasamento, quindi veramente io attraverso di voi, diciamo noi attraverso di voi, veramente facciamo un appello di cercare di arrivare all'ora prestabilita, in modo tale che questo appunto consenta un più rapido, perlomeno un allargamento di chi appunto sta aspettando. Stiamo predisponendo in fiera comunque anche in prospettiva, non della prossima settimana, anche della pioggia, ma comunque anche della stagione calda, comunque anche un'attrezzatura che ci consente ovviamente di far sedere, di mettere all'ombra le persone. Questa prossima settimana la tensostruttura dovrebbe essere messa in piedi e stiamo già provvedendo anche con la protezione civile, con il comune comunque a portare anche sedie, quindi comunque a trovare portare appunto questi supporti che sono assolutamente essenziali. È chiaro che questa coda, cioè queste code sono un sacrificio per tutti. Oggi il Presidente ci diceva che abbiamo circa 1300 uomini, se mi ricordo bene, che sono lì tutti i giorni ad operare in Veneto a fare vaccinazioni. Non sarà una prassi, perché terminata la tempesta è chiaro che il problema si risolverà da solo, quindi occorre, chiedo appunto anche comprensione su questi adattamenti che dovremo fare, perché è una situazione ovviamente nuova per tutti e non solamente per i cittadini di cui io faccio parte, ma anche da parte nostra ovviamente di cercare di andare a ottimizzare al meglio il sistema.